della Cina. Allora, adesso andiamo alla condivisione dello schermo perché vorrei anche, come dire, condividere queste nostre riflessioni. Vediamo, condividi, ecco qui, con delle iniziative che si sono realizzate in questi giorni. Ecco qui che vediamo, sono iniziative che hanno a che fare con le minoranze linguistiche nazionali, ma le minoranze linguistiche nazionali, attenzione, sono una delle componenti della crisi in Ucraina. Sapete che il Donbass, conteso del quale la Russia vorrebbe il controllo pieno anche per i territori non ancora conquistati, è un territorio russofono, che parla russo e che in parte ha manifestato, almeno in passato, dopo l'invasione, questo è già più dubbio, delle forti simpatie per la Russia. E quindi ecco che qui andiamo a chi invece tratta del tema delle minoranze in maniera molto approfondita e strutturata, e cioè la Generalitat de Catalunya, e qui siamo invece nell'ambito dell'Institut de Studis Catalans, dove ci sono state 2 giornate alle quali ho partecipato, il 9 e 10 dicembre, come giornate sullo stato della lingua in Catalogna, analisi e intervento, cioè azioni da fare. Ecco, io ho partecipato alla seconda parte di questa prima giornata, quindi alla presenza della lingua catalana in ambito socio-economico e sociosanitario, e però anche e soprattutto al ruolo della lingua catalana nella gioventù attuale, e quindi nel fatto di come non perdere e nella centralità della lingua catalana nel sistema educativo, che è fondamentale, ma è anche qui il sistema educativo è stato uno degli elementi in Ucraina che ha verificato la crisi. Perché? Perché a un certo punto nelle scuole del Donbass, dove si insegnava il russo a un certo punto è stato proibito, ed ecco qui anche un po' da qui una delle scuse di Putin per invadere il Donbass e continuare quello che aveva fatto già in Ucraina, una volta visto che l'Occidente, con il ritiro vergognoso dall'Afghanistan, si è conclamato nella sua piena debolezza, ha reso evidente la sua piena debolezza. E qui invece ecco la riflessione come per sostenere una minoranza è fondamentale, oltre che il sistema educativo, è fondamentale anche la solidarietà e la forza della partecipazione della comunità che si unisce per sostenere a tutti i livelli, dal voto politico all'impegno nella scuola, all'impegno in famiglia, per sostenere l'identità e la lingua catalana. Ecco qui la seconda giornata invece, dove c'è stato il punto di vista anche giuridico, dove ha parlato la professoressa Vincenta Tasa Fuster, che ha collocato una cara amica di storia, una cara amica del master e docente del master in intelligence and information technology, del quale sono vice direttore nell'Università di Udine, e ha spiegato come in pratica l'ordinamento spagnolo crei una gerarchia linguistica e impedisca la sovranità linguistica della Catalogna. Ecco, vedete, si parla in termini di sovranità linguistica. Vi farò vedere anche delle immagini, probabilmente nella seconda parte della trasmissione, sia del convegno, sia anche un po' di Barcellona, diciamo, in questi giorni prima di Natale. Ecco qui un'altra iniziativa che si è svolta
giovedì 11 dicembre. Qui siamo nell'ambito dell'Assemblea degli Alfieri della Libertà, che è un'associazione che fa della solidarietà, del